Abbiamo appena fatto gol con Pereiro. Dico alcune partite mentre... Sì, dico alcune partite. Dico alcune cose mentre la partita continua. Che oggi tu questa partita la dovevi vincere. Probabile, cioè probabile. Può darsi che adesso la vinciamo. Però abbiamo giocato veramente di merda. Abbiamo giocato veramente di merda. Abbiamo fatto schifo al cazzo. Oggi in campo ce lo dovevamo mangiare lo Spezia. Ce lo dovevamo mangiare e ricagare lo Spezia. Invece lì tutti intimoriti. Lo Spezia ha pressato per 90 minuti. Cioè lo Spezia ha pressato per 90 minuti tutti. Tutti, ha giocato senza paura. Poi oggi il peggiore in campo Duncan. Cioè oggi Duncan allucinante. Oggi veramente allucinante Duncan. Oggi Duncan è stato il 2 de coppe quando regna spade. Inutile, fuori luogo. Sembrava che giocasse contro. Allucinante, veramente allucinante. Lico Giannis, lasciamo perdere. Poi bisogna dire che lo Spezia sul secondo gol ha avuto culo, perché parliamo se chiaro di quello si tratta, perché lì solo bucio di culo può essere. E poi noi non siamo capaci a concretizzare. Cioè Pereiro si stava per cagare pure l'altro gol, si stava per cagare. Perché gli è uscito pure lui a culo il gol, perché se lo stava per cagare, come se è cagato quello davanti alla porta che l'ha tirato sulle gambe di Zoet. Tanto tiro dello Spezia. E poi chi è l'altro che si è mangiato il gol? Simeone. Vabbè, ce n'è stato un altro clamoroso. Niente, non gli ha fame. Non gli ha fame. Cioè tu sta partita scendevi in campo e già sapevi quello che dovevi fare, hai lasciato fare tutto allo Spezia. Hai lasciato fare tutto allo Spezia, tu sapevi già quello che dovevi fare. Sapevi già il risultato della partita col Torino, quindi dovevi andare in campo e farne subito 4. 4 gliene devi fare subito. Tanto stiamo all'86esimo. Che poi l'inizio è stato pure buono perché i primi 10 minuti un Cagliari molto arrembante. Subito che si dà all'offensiva, che ci prova, quel tiro di Joao che ha sfiorato di un non niente il palo. Dai, Naitan, te prego. Perché te devi dribblare pure i ciuffi d'erba, Nandez? Perché? Perché? Perché te devi dribblare pure i ciuffi d'erba? Fuori gioco? Ragazzi, credetemi. Credetemi se vi dico che mi viene da piangere. Credetemi se vi dico che mi viene da piangere. Non è possibile. Non è possibile. Siamo all'87esimo, è vero, sta partita non è finita, ma vincerla la vedo improbabile. Anche perché noi non riusciamo a fare gol. Poi in porta c'abbiamo questo che oggi si è svegliato, sta a far fenomeno.
Vabbè, non c'è bisogno di far rivedere la cosa, si vedeva già dall'inizio che stava in fuorigioco Nandez, c'è bisogno di farlo rivedere. Però Cristo santo, io non... Veramente raga, so avvilito, mi è da piangere perché sta partita te li do i magnetti, li dovevi ricagà. Invece la partita della vita ha fatto lo Spezia, perché lo Spezia ha fatto la partita della vita. Cioè non gli posso di niente allo Spezia, non gli posso di niente. Anche perché vince chi segna. È palese come oggi contro di noi ci si è messa pure la sfiga, perché è pure sfiga quella. Tra l'altro contentissimo di come ha approcciato Simeone la partita. A testa bassa, lavorando. Al contrario de Pavoletti, anche lui nell'ultimo periodo è parecchio nervoso. E non rende. Invece oggi Simeone ha approcciato veramente molto bene alla partita, però non si può così, non si può. Cerchiamo almeno di racimolare sto punto, cerchiamo di racimolare questo cazzo di punto. Perché non c'è rimasto nessuno sulla tre quarti? Perché non c'è rimasto nessuno sulla tre quarti? No, vogliamo pareggiare. Non la vogliamo pareggiare. Non la vogliamo pareggiare. Palese, palese. Oh, siamo l'unici che nel cercare di recuperare palla gliela regalano. Siamo l'unici. Tosta ragazzi, tosta. Veramente tosta. Veramente tosta. Almeno il pareggio. Almeno il pareggio vaffanculo. Almeno il pareggio vaffanculo. Almeno il pareggio vaffanculo. Almeno il pareggio vaffanculo. Almeno il pareggio.
Però non si può vivere così, questa la dovevi vincere, la dovevi. La dovevi vincere, Cristo Dio, la dovevi vincere. Che cazzo, e dai, su. E mica tutte a loro. Fuori gioco. Bene, bene. Benissimo. 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 Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Sinceramente, ci sta bene. Posso dire una cosa? Ci sta bene. Ci sta bene. Ci sta benissimo. Muoviamo il terzo, da Farias. Io non c'ho parole.